Scatman's World. Ciao a tutti del Comendone Veneziano. Euro Truck Simulator 2, la Veneziani Trasporti è ritornata. Oggi viaggio corto per ricominciare. Birmingham, Amsterdam. Dobbiamo portare della legna. Andiamo. Passiamo in Inghilterra, che dobbiamo ricordarci che abbiamo il senso di marcia. Oddio, inverso. Ok. E andiamo verso la Netherland. Andiamo a lavorare. Andiamo a lavorare. Era da un po', insomma, Euro Truck Simulator avevo un po' abbandonato perché ci sono giochi che, insomma, cioè, devi giocare proprio quando hai voglia, perché sennò è dura. Ma adesso siamo pronti per portare la Veneziani Trasporti al vertice delle aziende mondiali di camion. Occhio, vado! Ecco, devo un attimo ricordarmi, perché non ho più le misure di un cazzo. Ho il camioncino un po' distrutto, sono al 14% di danni, ma non ho voglia di spendere soldi. Sta anche piovendo, ricominciare con la pioggia non è il massimo della vita, ma pazienza. Ok. Autostrada. E andiamo. Io non so perché gli inglesi, come i cinesi mi pare, qualche altro, non avere la marcia al contrario. Cioè mi giravo i coglioni, sinceramente. Non mi ricordo mai. Come benzina come siamo messi. Ok, abbiamo autonomia per 814 km. Ok, che affemo. Devo fare 500 e qualcosa, quindi ce la famo. Ok. Adesso devo prendere il battello. Adesso non ricordo se treno o battello per andare ad Amsterdam. Ho deciso di fare una rotta, insomma una tappa breve per riprendere un attimo la mano, perché sennò è veramente impossibile. Già ho rischiato l'incidente più volte. Occhio. 160.000 euro. Meglio di niente. Stiamo attenti agli autovelox. Sono le 16:30 del pomeriggio, sabato. Si lavora anche di sabato. Occhio sta curva. Madonna, attenzione. London, Cambridge, Sheffield. Dritti. Ok, dritti per London. Adesso dobbiamo girare. Attenzione che abbiamo a girare. Ok. Occhio. Mamma mia, sta piova de merda. Ok. Perfetto. Di traffico. Dai, muovite però. Dai, cazzo! Madonna, sti inglesi. Madonna, va avanti. Ciao, fiori, ciao.
Ok, Birmingham, London e Southampton. Southampton. Questo camioncino ha fatto 5.881 km, quindi ancora un camioncino bello giovane. Si ha già più danni sto camion di una macchina di 30 anni, però chi se ne frega. Non ci lasceremo mai, la la la. Occhio Comendone. Mamma mia, sta piovendo, strano in Inghilterra che sia piove, cioè veramente. Puttana troia, oh. Ti che già sonno. Prossima sosta 1 ora e 36, ma va a cagare. Arrivo domenica alle 5:59, non mi ricordo neanche se devo arrivare quando. Domenica alle vabbè, domenica alle 19, sì, che faccio? Truccioli di legno. Dai, vecchio mio, su. Ma potrei fermarmi anche adesso, però faccio benzina, dormo un fiato e sto tranquillo. Quasi quasi, sì, dai. Dai, sosta i box per il comenda. Oh, sta buono, mamma mia, che pesante. Già sonno, tiga, mamma mia. Non così più i camionisti di una volta, non così niente da fare. Ok, allora andiamo di qua. Frena! Mamma mia. Guarda che stazione di servizio, guarda che classe, ragazzi. Guarda, gli inglesi hanno una classe, mamma. Sono emozionato. Ok. Vai. Vai, butta sky, che siamo pieni di sky. Vai, vai, vai. Carica, carica. 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 Abbiamo un bel pien. Così siamo tranquilli per un fiato. Ok. Guasta il motore, bene. Mi fa piacere. Ok. Adesso parto a dormire. Madonna, che pesante stomaco, che ha sempre sonno. Ok. Adesso per dormire che metterò 22 anni. Madonna, manovra non mi ricordo più. No. Madonna, che do... coglioni. Ok. Bene. Mi ricordo proprio tutto, eh. No, ho sbagliato. Scusami, non mi ricordo più un cazzo. Vai. Ok. Vai. Ti stai riposando un po'. Perfetto. Persi tutto. Perfetto. Arrivo domenica alle 15. Ok.
Ok, sono in orario, sono le 2:38 della mattina e si va verso Amsterdam. Carburante ne abbiamo per 2839 km, quindi siamo abbastanza a posto. E si va. Un solo grido, un solo allarme, Amsterdam in fiamme. Vai. Scusi, ho fatto anche un attimo di un ripasso delle manovre, cazzo, non ricordo più niente. Mancano 477 km. E vai. Il cuore della notte. Che bello. Ah, Dio. Spendiamo poco, 11.000 euro, veramente, lavoro veramente del cazzo, però volevo un attimo riprendere con qualcosa di tranquillo, sinceramente. Oh, na, 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 na. Na. Speriamo di avere guasti al motore, perché sinceramente rimanere fermi e spendere altri soldi per il caro attrezzi non avrei proprio voglia. Allora ragazzi, forse torna Ricky al Milan, ma dal punto di vista cuore sono felice proprio. Abbiamo bisogno di difensori, cioè è vergognoso, non riusciamo a comprare un difensore del cazzo, mi devo tenere Acerbi, l'uomo più inguardabile del pianeta, e st'altri, sono veramente i coglioni girai. Mi sono un po' fermato con le previsioni, perché sempre da dicembre a gennaio mi fermo un attimo, perché insomma tanto le giornate sono talmente tante, riprendo con calma con la Champions, anche se fare la previsione di Milan-Barça sinceramente mi fa un paura, perché se perdiamo 5-0 sono contento, firmo per il 5-0 per il Barça, sinceramente. Non sono pessimista, ma d'altronde, cioè io, insomma, il Milan quando era forte, infatti il Barcellona Pareto gacciapai tante ricche e bombe, però parliamo ormai di tanti anni fa. Adesso sinceramente i più forti ori non ci sono possibilità di vittoria. L'unica speranza è veramente ammazzare Messi il giorno prima, ammazzare Xavi, Iniesta, Piqué, Dani Alves, insomma tutta la squadra, e Gaffemo, forse. Ok, andiamo su, andiamo su. Ok. London, Cambridge e Felixstowe. Beh, ormai si può arrivare anche al batteo, perché sinceramente adesso non so quanto lunga è la strada, non tanto, però intorno secondo me ai 200 km, 150. Poco traffico per fortuna, quindi scorriamo via con piacere. Ora ci sono qua lavori in corso, stiamo lavorando per voi. Salviamo magari per sicurezza. Ok, perfetto. Che cielo stellato. Poi dovrei mettere radio di Radio 105, però il problema è che i copyright è una rottura di cazzo. Infatti anche con Fly, che adesso ho cominciato il nuovo progettino di visitare le città, e non posso mettere canzoni con le parole o sempre instrumental o cover, robe così, perché sennò YouTube rompe le palle. Cioè, sinceramente non capisco, porca puttana, cioè, vaffanculo, mettere una canzone non posso, violo il copyright, ma vaffanculo, YouTube del cavolo. Domenica 3
Già domenica. Ecco, però potevano fare sta cosa che il sabato e domenica riposo, Sarebbe stata bella. Peccato. London, Felixstowe, Dover. Oh ragazzi, per i cavoli miei, così mi sto giocando a Fly e dopo devo fare un video dove ho scaricato, ho comprato da un sito americano un paio di cose, veramente delle chicche. E devo prendere adesso tutta la grafica migliorata perché mi sto rigiocando Fly da solo, una specie di carriera da pilota, però senza registrare, perché è troppo lunga, perché insomma faccio rotte comunque anche lunghe ma senza mai andare veloce, insomma fare un video di 72 ore tipo non so, Los Angeles, Roma, sinceramente, cioè, per quanto possa essere bello Fly Simulator, però cioè fare un video di 10 ore non penso sia una cosa piacevole. E tagliare non ha senso perché alla fine non vedi un cazzo. Però mi sto divertendo troppo, ho messo dopo delle chicche che insomma dopo sto video infatti vado a registrare quello di Fly per far vedere un attimo il programmino che ho scaricato e tante altre cosette. Ok. Oh, more paso amico, sti voi. Purtroppo non sono ancora usciti per per Eurotrack delle mod interessanti, di scenari e robe così, perché mi aspettavo già una mappa tipo Eurotrack 1 con la Scandinavia, Stati Uniti, Africa, invece ancora niente, forse ci vuole un po' più di tempo. Mi ricordo la mappa di Mario 1.8, cioè tutto il mondo, cioè devi prendere l'aereo e andare in America, una roba grande, però è chiaro che perdevi dai 40-90.000 fps. C'è speed control. Vabbè, chi se ne c'ava, siamo pieni di skate, anche se abbiamo la multa, chi se ne c'ava. Ok. Adesso andiamo. Eccola là, 550 euro, vaffanculo. Madonna, che nervi, che nervi. Che nervi. Allora, qua ancora. Ecco il batteo tra poco, ben dai. Tra poco. Il batteo. Batteo se nave in veneziano. Potrei fare però un video italiano, veneziano, veneziano, italiano. Anzi, italiano. Correggiuto, in italiano correggiuto, aspetta. Sta attento come da a piano, che dice un gondolaro. Bravo, che manovra, il pittore della guida. Comenda veneziano, il creatore di miracoli, il fabbricatore dei sogni, Comenda veneziano. Un super guidatore. A 120. L'alba inglese, mamma mia che bella. Andiamo a lavorare. Ragazzi, i Mori di Venezia, la mia squadra di calcetto sta andando abbastanza bene, non perdiamo le 3 partite. Sto girone di prequalifica sta andando bene, alla fine siamo una squadra appena nata, abbiamo fatto bene, guarda il motore. Abbiamo fatto buone cose, sto segnando a raffica, 15 partite, 21 gol, quindi il bomber veneziano sta dominando. Anche tutta la squadra sta giocando molto bene, purtroppo paghiamo un inizio disastroso, però questo è chiaramente un girone di prequalifica che alla fine serve per mettere le squadre in una specie di serie A, B e C per il primo anno, che fare il girone C e andare alla Coppa Silver va benissimo, così se femo e ossa e vediamo insomma di arrivare magari tra le prime 3, sarebbe bello, però non è facile perché comunque tutte le altre squadre hanno più esperienza, siamo penso l'unica insieme a altre 2 squadre che siamo appena nate, quindi non è facile, le intese, le cose, non è per niente semplice. Chi ha giocato a calcio sa ste cosette. Occhio
Occhio, mamma. Gotto cade, però per fortuna non mi da niente. Mamma mia. Circolazione contromano, giusto? Cioè, non mi ricordo mai. Che giramento d'escate. Ok, rotondina. Dai che siamo. Siamo arrivati. Pim pim pim. Barchetta. E il barchino. Andiamo col barchino. Andiamo col barchino. Madonna, sto prendendo un sacco di multe adesso. Dio Christiansen. Non ho messo neanche la freccia. Vabbè, che spons. Ok. Perfietus. La Holland. Great Britain, Netherlands. Ok, Harwich. Imbarco. Speriamo che non vada a fondi. Boh. Perfetto, era la canzone di Titanic, ma sapete che il Comendone è bravissimo a cantare. Ok, togliamo tutto. Mancano 97 km. Siamo arrivati, fioi. Siamo arrivati, papà. Finalmente il senso di marcia normale, come tutte le persone normali. Sinceramente, meno proprio inglesi non capisco, I roversi proprio. I roversi. Ok, verso Rotterdam. Oddio, spero che non passa macchine. Ok, che cool. Cioè, ho speso più di viaggio che di guadagno col lavoro, cioè veramente una vergogna. Vabbè, ne abbiamo ripreso, dai. Se no qua. Che è successo qua? Incidente? Ah no. Però spoccio che traffico. Puttana. Super traffico in Olanda, ragazzi. Peggio dell'Italia. Siamo quasi 80 km all'arrivo. Hot Amsterdam. Paloma. Madonna, ma che voce ha il Comendone? Altro che calciatore o lavoratore. Il cantante lo devo fare. Certo che ne sparo di stronzate, mamma mia. È un miracolo che ancora, insomma, altro che lavoro, disoccupato, se mi sentono. Ok, cazziamoci di qua. Fanculo anche la freccia. Perfetto. Ormai siamo vicinissimi ad Amsterdam. Ad Amsterdam poi abbiamo un appuntamento galante in una vetrina chiaramente di negozio, un negozio di videogiochi, non dovete pensare male. Comendone non pensa mai a quelle cose, è sempre una persona pura, basta il motore che sborda, cioè, fanculo, però un camion de merda o comprare. Oggi ho parlato molto in veneziano, oggi sono ispirato con il veneziano. Sono curioso della manovra, ragazzi, veramente, perché sono proprio fuori allenamento. Ok, oh, discesa, montagne russe. 58 km. Allora, è un aeroplanino. Fly sempre nel mio cuore, però, Schiphol, siamo vicini all'aeroporto di Schiphol, lo Schiphol, adesso non so, perché sento che qualcuno
Lo chiama Skipol. Io ho sempre chiamato Sheepol. Dai camioncino, dai amore, dai, vai avanti. Eccolo qua. Sheepol International. Che bello, gli aeroplani sono una cosa strepitosa, cioè veramente sono innamorato. Qua sta il motore. Mamma mia, mi sto incazzando come un leprotto in calore proprio. Dai, su. Amsterdam Groningen 34 km. Roger, Roger, Schiphol Center, autorizzazione ad arrivare ad Amsterdam Center. Affermativo, lei può arrivare ad una condizione. Quale? Niente danni alla macchina e al camioncino, va bene. Tanto che se mi sentono i vicini che vaneggio così veramente, cioè chiamano 113. Sono sicuro, ho sempre pensato io. Vai. Vai, curvetta bastarda. Ok, dai che ci siamo, già i primi grattacieli. Ok, dai che siamo arrivati. Siamo arrivati, siamo arrivati, la 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 la, siamo arrivati. Centrum. No, dai, per un... No, adesso mi c'era il cazzo, però è per un chilometro in più. No, non esiste, non esiste, non esiste, cioè, non esiste proprio, non esiste proprio. Avete rotto il cazzo, ci avete rotto il cazzo, ci avete rotto il cazzo. Cioè, per un chilometro 54 da 50, ma dai. No, ragazzi, cioè, veramente... No, non se ne può più di sti limitatori, eh. Ecco, Amsterdam esplorata, bene, mi fa piacere. Passo io. Occhio? Oh, c'è un frontale, non arriva proprio di un frontale con un camion. Ok. Non c'è l'Amsterdam Arena perché a Milano c'è San Sirus. Frega! Cazzo! Mamma mia. Ti devo andare avanti. Dai, vecchio, su. Dai, che il sole batte ore. Ok, adesso guarda a girare di qua. No. No, qua no. Ok, devo ad andare. Perfetto. Stokes, eccoci qua. Arrivati. Siamo arrivati. Ok. Adesso manovre, fioio. Oddio, ho già paura. Anche perché è pieno di camion. Ok. Non avrei proprio voglia di 2 ore. No. Mi sono posizionato bene. Allora, vediamo un attimo cosa conviene fare. Vado. No, fioi, qua mi sono messo veramente... Dai che siamo. Dai che siamo, pian piano, dai che siamo. Oh, ciao! Ok.
Piano, comandone. Piano. Stringi. Ok, bravo. Bravetto, comandino, comandone. Ok. Troppo, troppo, troppo. Ho sbagliato, ho sbagliato. Vai. Merda, no, madonna, non mi ricordo più un cazzo. Ok, perfetto. Boh, sono dritto. Vai. Va dentro, va dentro, va dentro, va dentro, va dentro, va dentro. Va dentro. Dai, ci siamo quasi. Ok. Dentro, 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 dentro. Ecco, ora evitiamo scontri. Che dumaroni, che dumaroni. La manovra più lunga della storia di YouTube. Ma chi se ne frega. Siamo gondolari. Vai. Vai. Bravo, bravo. Vai che andiamo, vai che andiamo, vai che andiamo. Evitiamo magari scontri, grazie. Allora ci sono ormai. Comenda sveglia, comenda sveglia, sveglia, sveglia. Per favore, grazie. Ok, bravo, dai. No, vabbè, però non è possibile. Non è possibile. C'è più tempo per la manovra che altro. Ma no, vaffanculo. Vaffanculo. Madonna, se mi stanno girando le balle, ragazzi. Mamma mia. Ok. Guarda che ci sono, eh. Dai, non rompere il cazzo, per favore. Oh, ma che so? Dai, non rompere il cazzo, madonna. No, no, veramente è vergognoso, eh. Oh, la fanculo, va. Ottimo lavoro. Cagare. Vabbè, livello 14, ragazzi, dopo 2 ore di manovra, commendone tutto, prossimo video, prometto in tempi rapidi.